Naturalmente ci sarà lo sconto e pensando a Scappati il 12 di agosto rifaremo la serata, quindi io stavo per dire eccoli che avanzano, invece sono già arrivati, eccoli qui, disponibili. Il gruppo Folco di Olbia, lo stesso in un orario come quello di lui e di Alà, che si prestano a queste manifestazioni sempre gratis, è giusto per continuare l'opera. Ines, è giusto, vedi, no, non la faccio questa cosa. Ecco, a Ines al microfono, devo mi ritiro. Poi ho sentito le battutine del gruppo di Alà, devo informare quelli di Alà che ho qualche membro di Butuso dentro al gruppo. Regolatevi di conseguenza. Va bene, stiamo parlando. Questo tende a dimostrare che Olbia è nel suo piccolo è sempre una città cosmopolita, per cui raggruppa tutte le culture, sia sarde che anche continentali, e ben venga tutto a fin di bene.
Scusate un momento, combiniamo un po' le cose, è possibile? Avevamo una sorpresa, signor, io posso chiamarlo anch'io Giovanni, certo, stia seduto un momento che la sorpresa c'entra anche lei, una cosa così. Abbiamo pensato sia alla fine di fare invece lo facciamo subito adesso. Questa sera Mario Kart ha rintracciato, poi è riuscito a far venire qui un suonatore di sonette, ho detto giusto, correggetemi, che si chiama Giovanni Corda, è lui, Giovanni Corda. Parlerà meglio di lui, però io so una cosa, ve la voglio dire intanto. Allora, il legame è questo, cioè che Giovanni Corda 20 anni fa, aveva 8 anni, è stato presentato alla festa di San Simplicio come una rivelazione, perché suonava sonette a 8 anni, da zio Mario Cervo. E quindi poi ha fatto la sua strada, è diventato un grande suonatore di sonette, adesso è venuto qui, c'era zio Mario Cervo, e lo facciamo suonare con loro, così, poi magari suonerà ancora. Allora prego, intanto se volete... intanto... Caramba! Poi sono un ciclista al capo battigiato, l'uomo pure sono suonatore. Poco di sapete, sono 48 anni da quest'anno nella società ciclistica e ogni volta che esco, buongiorno, ti va bene, ma tu chi sei? Io corso con voi 25 anni fa, e chi 20 anni fa che è con la barba, cade sul sfizio, se tutto, ma io francamente non ho preso, non li dimentico, però ringrazio questi giovani così educati che mi salutano e vuol dire che sono stati ben educati e sono rispettosi. Allora, mi ha fatto piacere incontrare nuovamente Corda stasera e creeresti la poca di fortuna lo battezzare stasera. Dopo le dovrà porre sa mano in conca, ecco, mi fa questa maniera. Mi sto augurando di campare all'età del nonno, allora mi friga però, questo mi nanno mio e campare al 96. Ma che lo so, vabbè, allora buon ascolto. Prego. Abbiamo eseguito prima, si intitolava Stanza, è un ballo tipico di tutta la Sardegna. Quello che eseguiamo adesso si intitola Sul ballo fiorito, il ballo dei fiori. In questo ballo vogliamo rappresentare in pratica una festa paesana, una bimmegna, e appunto era l'occasione, il ballo, per incontrarsi uomini come donne. Quindi anche di mettersi in mostra, in effetti era il ballo che consentiva il primo approccio, quindi anche considerato non nella maniera che teniamo oggi, ma un ballo erotico. Allora, mi sono indicata prima di presentare il nostro suonatore per l'occasione, Paoletto Pileri. Il nostro suonatore è Salvatore Nedu, che tra l'altro è un ex componente del gruppo del coro di Loiri. Noi in cambio gli abbiamo dato un presentatore che era il gruppo di Olbia e quindi abbiamo fatto tutto in famiglia. Grazie, Ines mi ha ricordato una cosa bellissima, sul ballo.